Amici di Niceto TV, buonasera. Qui siamo davanti ad una vera prelibatezza per gli occhi e per il palato insieme al nostro amico Soccorso Colosi, che in realtà credo che sia, insomma, l'artefice di questa bontà. Allora, che dolce è? Che cos'è, quanto tempo, insomma ci parli di questa prelibatezza, perché io ho l'acquolina in bocca e non riesco più a dire la parola. Allora, diciamo intanto che è una torta di ricotta, che vorrebbe un pochino emulare la cassata. Tecnicamente possiamo dire che non è una cassata in quanto non viene fatta nel classico stampo da cassata, ma viene montata un po' come una torta. Diciamo che è una cassata torta, dai, diciamola così. Ma di quanti chili è? Questa 140-160 kg. Ma quanto ci hai impiegato a prepararla? Vabbè, diciamo nei giorni scorsi abbiamo fatto tutte le preparazioni, poi qua con l'aiuto dei colleghi è stato un po' un gioco farla in qualche oretta. Bene, ma io vedo tanti colleghi. Allora, Allora, sono i colleghi di Compait Messina, ci avvaliamo anche della presenza del presidente regionale Peppe Leotta, che viene da Cireale, ma al tempo stesso assieme a Peppe Leotta, a Rosario Zappalà e a Lillo Freni facciamo anche parte di Ducezio, che è un'associazione culturale che si prefigge appunto di portare avanti la pasticceria siciliana, le tradizioni della pasticceria siciliana. Bene, quanti soci ha questa associazione? Per questo potrebbe intervenire Peppe Leotta. Bene, scopriamo questa associazione, perché noi siamo molto golosi, quindi ci interessa avere questi dettagli. Allora, Compait vuol dire Confederazione Pasticceri Italiane, siamo presenti su tutto il territorio nazionale, quindi per ogni regione c'è una delegazione con un presidente. Per la regione Sicilia sono io, con tutti i loro delegati. Per Messina abbiamo un delegato Soccorso Colosi. Io ci tengo a dire che se ci posso fare queste manifestazioni in un paese come Gualtieri, perché sul territorio abbiamo persone valide come Soccorso, perché se non c'è una persona di riferimento sul territorio difficilmente si possono realizzare questi eventi. Quindi il mio applauso va proprio a Soccorso. Quindi è la delegazione che lui rappresenta, perché ha quest'unione, che qua abbiamo solo alcuni membri di Messina, perché voglio dire che la provincia di Messina è molto viva e molto attiva, sia per la cultura che rappresenta sulla pasticceria, sia per l'affiatamento che riescono a creare. Ecco, Compait come associazione fa sì che abbatte quegli stereotipi che una volta c'erano di conflitto o rivalità dai pasticceri. Oggi si è capito che il pasticcere è un collega, è una risorsa per ognuno, quindi attraverso la condivisione, che anche queste giornate, queste sono occasioni di condivisione e di conoscenza, perché magari viene a trovarci il collega che ancora non conosce tutta la realtà, diciamo cresce tutta le categorie e cresce il turismo e cresce la professionalità in Sicilia. Bene, allora veramente avete capito e siete avanti, no? Insieme si fa meglio e tanto di più. Certamente, ognuno di noi è una risorsa, quindi ne approfitto di Cestino qua ufficialmente a ringraziarlo, che ci coinvolti tramite Soccorso in questa bella iniziativa. Non è la prima, mi sembra già siamo una bella edizione. Ne abbiamo fatto 4-5 almeno. 4-5, devo dire che ogni volta le persone è un appuntamento mai fisso per San Nicola. Bene, allora, visto che ci ha raggiunto il sindaco, diamo la parola. Veramente complimenti per l'organizzazione di questo evento meraviglioso. Ci vuole dire qualcosa a tutti gli amici di Niceto TV che ci seguono? Io sono immensamente felice per la riuscita di questa manifestazione, di questa festa in onore del nostro patrono San Nicola di Bari. Io mi sono insediato all'amministrazione di questo comune da meno di 90 giorni. Il comune era in enorme difficoltà, sia perché si trova in stato di dissesto, sia perché ancora non ha approvato addirittura alcuni bilanci degli anni precedenti. Nonostante tutte queste difficoltà, noi siamo riusciti a rendere il paese sempre più bello, sempre più accogliente. E la testimonianza anche in poco tempo di aver organizzato questa manifestazione, che credo che abbiamo dato il massimo. Pensiamo non potevamo fare di più.
Detto questo, ringrazio i presenti, in particolare ringrazio Soccorso Colosi, che è un grande mio amico, io lo ammiro oltre che come persona, che come amico, anche come professionista. E proprio grazie a lui che ci dà l'opportunità, quindi l'attenzione che avete posto nei nostri confronti, nei confronti di questo paese. Quindi vi ringrazio di cuore, addirittura avevo preparato qualche pensierino, un omaggio da dare a Zappalà, da dare un pochino. E vi dico un'altra cosa, io rappresento un'organizzazione sindacale anche datoriale su tutto il territorio nazionale. Volevo, sicuramente in un'altra occasione farò proposta, ecco, non dico di accordo, di convenzione, ma quello di chiedere la vostra collaborazione affinché la nostra pasticceria siciliana possa essere conosciuta in tutto il territorio nazionale. Io sono fiero, mi sento di essere uno che sa apprezzare la qualità del prodotto nostro siciliano e messinese. Ha avuto un'ottima idea che la nostra pasticceria venga esportata, ma non solo, mi permetto di correggerla, non solo a livello nazionale, ma proprio in tutto il mondo. Io non ci sono, a livello europeo, vediamo. A livello europeo, va bene, ma allora... Dobbiamo dare la pigna ufficiale dell'associazione, che va ovviamente a sindaco. Ah, bene, è un momento meraviglioso questo e siamo fieri di essere presenti qui come Niceto TV a questo momento. Quindi siamo alla consegna della pigna, cari amici. È la pigna ufficiale di Compagni. Aspetti perché senza microfono non si sente niente. Allora, ci spieghi, Presidente. Allora, questa è la pigna portafortuna che sigilla un po' quel rapporto di unione che c'è ogni volta tra i comuni e le associazioni che ci chiamano. Quindi con tutto il cuore diamo questa pigna, ovviamente in rappresentanza del paese di quartiere di Guasamino al sindaco. Come si chiama? Mi perdoni, ma io non... Gino Sciotto. Gino, quindi il nostro delegato consegna la pigna al sindaco. Fate la foto. Aspetti, Sindaco, perché se no non si... Anche io come rappresentante di questo comune vorrei omaggiarvi con lo stemma del nostro comune. Ma veramente, amici, è un momento meraviglioso. È stato organizzato, Digio, non sapevo che... È vero, è meraviglioso. Allora, Questo. No, è per i... Ma ci tengo a dire che questo ovviamente è di tutti i pasticceri, di quelli anche che non sono presenti, che ogni giorno portano avanti la categoria. bene, allora facciamo una foto per Niceto TV. Fatta, Giuseppe, abbiamo fatto la foto. Veramente un momento bellissimo. Dobbiamo rifarla un attimo perché era rimasto un nostro amico fuori. Allora, signor Soccorso. Signor Soccorso, dobbiamo fare la foto, perché c'era un amico che era rimasto fuori. Beh, signor Sindaco, la mettiamo pure qua così la facciamo nella foto. Lasciamo spazio per la foto. Se guardate Giuseppe, facciamo la foto. Allora, ci mettiamo con un bel sorriso, perché questa è una foto storica, bellissima. Scusa, ho fatto male. Ok.
Allora, abbiamo fatto la foto e immortalato questo meraviglioso momento. Aspetti sindaco, ma la domanda è d'obbligo. Ma noi questa torta la dobbiamo solo contemplare? No, tra poco la assaggeremo pure alla fine del concerto, aspettiamo che finiscano i ragazzi. Secondo me la dobbiamo gustare. Ecco, la dobbiamo gustare. Allora ci diamo appuntamento tutti qua alla fine del concerto. È già alla fine il concerto, perciò il sindaco non lo facciamo scappare, aspetta che tagliamo. Ok, allora visto che siamo tutti qua alla presenza di Niceto TV, possiamo fare il taglio della torta e poi lo apriamo, la mangeremo dopo e la gusteremo dopo? Il taglio ufficiale. Con la foto che siamo tutti. Mi piace conoscerlo. Dove sei? Allora, siamo al taglio della La torta. fidanzata di Giuseppe Ruggero. Ecco, questo lo diciamo nel video. Questo lo diciamo. Sì, ma ormai è pubblicissimo, quindi l'abbiamo detto. Assolutamente. Giuseppe è un amico. No, io ho dei chiesto fratelli. per la alta professionalità, ecco, quindi ho apprezzato subito la sua capacità. Le auguro tanti auguri. Grazie, Tanto successo, tanta fortuna. grazie mille, lei è buono. Tutti, tanta fortuna. Assolutamente sì, e tanti auguri a lei per questo. Sì, tocca a lei. Allora, siamo amici di Niceto TV. Io intendo tagliarla insieme. Siamo al momento del taglio della torta. Allora, 1, 2, 3. Un taglio augurale anche per questo mandato del sindaco Gino Sciotto e un augurio per questa bellissima associazione e per il lavoro di ognuno di voi. Esportate la nostra pasticceria ovunque perché è veramente molto buona, ce la possono soltanto invidiare, no, gli altri. Sicuramente. Bene. Allora salutiamo i nostri amici. Niente, tante, che cosa devo dire? Ci rivediamo presto Ci alla rivediamo a prossima. domani, no, a domani e a domenica. domani. Domani con la cantante e con 2 spettacoli pirotecnici di grande importanza. Domenica ci saranno credo 8-10 spettacoli pirotecnici. Vi aspettiamo tutti quanti. Grazie ancora. Niceto TV sarà qui presente e insieme a Niceto TV tantissimi amici che ci seguono. Grazie ancora. Ciao amici!